Asiago sembra avviarsi alla conclusione. Il primo parere favorevole all'operazione è arrivato dall'ISPRA e ad ora si attende il via libera del Ministero. La controffensiva alle scorribande dell'orso che ha fatto perdere il sonno ai malgari dell'altopiano di Asiago è pronta a partire. In poche settimane il plantigrado ha sbranato 10 capi di bestiame secondo il bollettino di guerra diffuso da Coldiretti. 5 manze, 4 vacche adulte ed un vitello più un'undicesima vittima, una vacca pesantemente mutilata che dovrà essere soppressa. Altre 3 manze sono ferite gravemente e 3 bovini risultano dispersi. Dopo settimane di polemiche che hanno coinvolto anche la Coldiretti ed esponenti politici, una prima risposta arriva quindi dall'ISPRA. L'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale ha dato parere favorevole per la cattura dell'orso, al quale dovrebbe quindi essere messo un radiocollare che ne permetterebbe un monitoraggio continuo. I malgari sono da tempo sul piede di guerra, si sentono abbandonati e chiedono protezione per la loro attività, mentre tra alcuni operatori turistici della zona si è diffuso il timore che la presenza dell'orso possa allontanare i visitatori. Mentre si susseguono vertici ed incontri tra corpi forestali, tecnici della regione e ministro dell'ambiente, secondo il consigliere regionale Nicola Finco, con il via libera dell'ISPRA all'operazione monitoraggio dell'orso, la questione dovrebbe finalmente avviarsi verso una soluzione.